Sono le 23:45 di ieri sera quando, a pochi minuti dal termine dello spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio che doveva concludere in bellezza i festeggiamenti per Madonna di Marina a Malamocco, antico borgo del Lido di Venezia, una festa perfettamente riuscita fino a poco prima, per un incidente alcuni fuochi, anziché essere sparati verso l'alto, raggiungono le persone che sono assiepate lungo la riva. Scoppia il panico, la fuga e il pianto dei bambini. Alla fine il bilancio conta di 2 feriti, il più grave un bimbo di 10 anni ferito alle gambe con ustioni causate da frammenti incandescenti, ricoverato in pediatria all'ospedale civile di Venezia, non è in pericolo di vita. Il bilancio sarebbe potuto essere ancora più drammatico se i fuochi impazziti e fuori controllo avessero colpito in testa le centinaia di persone assiepate lungo la riva. Il racconto di un testimone, Matteo Pistorello. Molti bambini che sono restati letteralmente terrorizzati da quanto accaduto. Io stesso con la famiglia siamo scappati, ci siamo portati fino al chiosco, convinti di essere al sicuro. Sono tornato indietro per dare assistenza alle persone in riva che gli era scoppiato il fuoco a pochi metri da me, e sono stato di nuovo rinvestito da altre 3-4 cariche che sono arrivate questa volta invece fino al chiosco, e da lì la gente si è allontanata addirittura fino alla piazza. Sul posto i soccorsi sono arrivati subito. I volontari dell'associazione, il 118, pompieri e carabinieri per le indagini. Lo spettacolo pirotecnico è stato curato dall'azienda La Pirox di Caloneghe nel Padovano, che ha l'obbligo di garantire la sicurezza. L'associazione Festeggiamenti Malamocco non ha dunque alcuna responsabilità, anzi semmai è parte lesa insieme ai feriti, e nemmeno il comune Overa hanno avuto compiti organizzativi. Solidarietà e il sostegno dell'amministrazione a tutti coloro che sono stati feriti e ai loro familiari. Nessuna ripercussione sullo spettacolo pirotecnico del Redentore di sabato prossimo, come spiega l'assessore Zuin. Già avvisiamo che invece questi sono curati da Vela per conto del Comune di Venezia, e come ogni anno il sabato mattina la commissione per i materiali esplodenti sarà sulle chiatte a verificare tutte quante le chiatte, tutti quanti i lanci di partenza, in modo da dare la massima sicurezza all'effettuazione di fuochi del Redentore.